debuttante viene subito con le sue. Non lo so, lui non sa mai niente, ma sa tutto del paese. Ok, prego Presidente, un applauso a Luigi Guzzo Magarella. Dopo Marco Turri vi dico un po' la dicitura dopo il disastro che ha fatto quest'anno. Poi non parlate della Coppa di Cipriano, c'è stato. Non ne parliamo, vabbè. Ciao Matarazzo, ciao. Ok, ne parliamo poi direttamente al microfono. Dopo Matarazzo e Matarazzo, ciao. Questo ragazzo, Casco. Ehi! Allora, questo arbitro ha un'esperienza veramente abbastanza notevole. Ha arbitrato al Sant'Angelo quando non c'erano gli arbitri titolari, l'hanno chiamato a casa, subito intervenuto, molto serio, la sua arma proprio micidiale nei momenti volenti il calcio del negozio. Stiamo parlando di Rosario di Via Zanella. Prima di premiarlo voglio fare una domanda diversa. Ma sabato hai visto? Ho capito, ma perché non hai fatto il salto di qualità? Infortuna a portiere non può capire, allora lo congedo non venire. Infortuna a portiere. Ho capito, vedi che c'è sempre quell'allenatore di generazione che ti sta a fare. Quello con l'appoggio di Gazzarra. Mister, un gonfiato perché sta facendo che è presidente. No, l'ho visto l'altro giorno che ero alla Sivio. Ma non già un complotto. Stavo dicendo, Rosario sì, Rosario no. Questo deve fare una cosa, te l'ho già detto. Sai, vieni qua. Meglio di no. Allora, vabbè, arriviamo stufato. Fai una posizione. La posizione. No, con l'amento di Alpini. Guarda che quello di quel sabato, sapere che sembrava a Caronte, con quel cappello e quel Caronte che traghettava tutti i peccatori, pesca sensi, stai attento che non c'è per i guardalini, piano piano, perché il posto di Marino, questo è una cosa, l'unico mister che poi c'è stato presidente. Solo in storia. Aspetta, a quale presidente? Ma Pasqua, deve parlare al microfono. Poi scusate, lui è stato capace sabato scorso. Non è voluto pubblicare. Secondo me Pugliano nel voto stasera perché c'è stato l'ingranaggio di Catania e Juventus per il corso del match, ok? Andiamo avanti.
io posso lasciare su, voglio solamente non disonesti, io ho saputo da venire così per strada che quando io allora io ho saputo strada facendo per le vie del segno, allora io ho saputo che un bar chi ci ha trattato sono tutti amici, brava! Forse te gli invece di giocatori che io non so non sai non passa a c'è la Pagaretta, che va aiuta Gianfranco, va aiuta Chillo, non prende nessuno. non fai le cose Vabbè, un applauso come fai le cose allora ragazzi, prima che arrivo l'altro primo, scusi, se la pena, ragazzi, chiudiamo questa classe che c'è lui, c'è questo elemento qui, lui è molto amico del sono stati tutti in camera, sono degli errori prima di iniziare la partita c'era è normale, proprietà allora ragazzi, ci sono le prove, ci sono le prove che dici. questo ragazzo di 40 anni oltre l'ho fatto esordire alla gara come abito il 1992 perché l'avevo provato in difesa e non ha rispettato le mie aspettative, era scarso. Lui diceva che era Mardeno, così l'ho convinto di giocare qualche partita, sempre con l'ordine di Pergino di Stato, e Pergino è sempre un presidente San Giovanni ha fatto molto strano, è stato chiamato a Cosenza, è un personaggio è un personaggio, la sua statura è abbastanza alto, fa parte del suo pagato. 22 partite, 176 punti, 8 in media, confermi. Collina, Aldo Spalaborra, 2012. Il balletto, fischia qui, perché non fischia? Ecco, dai, mi ricordo che ci dice qualcosa in merito a questo torneo in futuro, se l'hanno chiamato per la Champions League. Buonasera a tutti. Innanzitutto voglio ringraziare tutti voi. Poi un pensiero naturalmente a Luigi, il nostro collega che purtroppo stasera non poteva essere presente per infortuni che noi sappiamo tutti, quindi gli diamo un augurio di un buon recupero e poi proseguimento per la terza categoria, mi sembra che era. Un ringraziamento naturalmente va ai miei colleghi che dal lunedì al giovedì siamo stati sempre impegnati, quindi non è da poco essere impegnati durante la settimana, tutti i giorni, purtroppo ufficialmente questo si fa tutto, è un personaggio anche lui. Un augurio va innanzitutto a tutte le squadre finali, a tutte le squadre partecipanti al torneo, che hanno disputato l'ultimo torneo. Naturalmente
naturalmente un saluto va alla squadra semifinalista, alla squadra finalista che ha vinto il torneo, quindi sono arrivati a raggiungere questo traguardo. Non vedo il fuori classe Mandarino, qualcuno lo dicesse. Auguri allora a Mandarino, auguri a Mandarino. Naturalmente la finalista non ho visto tutte le partite, però la finalista che ha perso stasera ha risultato come dopo campionato con l'ultima finale. Un applauso, via! Sono soddisfatto di essere stato tutto quest'anno insieme a voi, perché una persona magari non mi sento molto grande, però una persona grande, stare con molti giovani non è da poco, quindi è una bella esperienza anche da parte mia. Quindi vi ringrazio magari per gli insegnamenti che durante l'anno sono riuscito anche a percepire da parte vostra. Un grazie a tutti, un grazie all'organizzazione e buon proseguimento di cena e di serata.